Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti, attori e registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lubina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi l'attore Stefano Cancellu. Ciao, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Luca, Stefano, ciao Mari. benvenuto. Grazie. Allora, partiamo dal teatro. Partiamo dal teatro. Partiamo dal teatro, noi ci occupiamo di cinema, ma sappiamo che tu hai una lunga esperienza teatrale, per cui facciamo un'eccezione, partiamo dal teatro, raccontaci cosa e come hai iniziato. Allora, ho iniziato... Che gattonava. Beh, in realtà sì, gattonava. quando c'erano le recite di Natale ero sempre il primo, che volevo fare San Giuseppe. Io. No, allora è partito tutto quando sono rientrato dai villaggi, perché facevo l'animatore. Quando sono rientrato dai villaggi ho deciso di provare a fare teatro. Avevo iniziato un altro tipo di lavoro e mi sono iscritto alla scuola d'arte drammatica e da lì è iniziato il percorso. Quanti anni fa? Nel 2016, quindi una decina d'anni, sì. E dopo un anno e mezzo ho avuto il mio primo lavoro, che era lirico, con la Carmen al periodo. Avevo fatto un piccolo ruolo all'attore di prosa, una piccolissima cosa. E da lì, l'anno successivo, ho iniziato con Acroama. Primo spettacolo di Natale. Io mi ricordo Peter Pan. Sbaglio? Primo spettacolo okay. di Natale. In realtà ne avevo fatto uno l'anno prima, nel 2018. Nel 2018 è stato il primo anno in cui ho iniziato a fare teatro. E lo stesso anno, sempre per caso, sono andato a fare il provino per l'Isola di Pietro. E sempre per caso sono stato preso, quindi a un certo punto mi sono ritrovato catapultato con Gianni Morandi in barca a fare la scena dell'Isola di Pietro 2, me la ricordo, è stata un'esperienza bellissima, ho detto wow. E lì è stata la prima cinema, bello, però stavo facendo teatro, per me è sempre stato importante stare coi piedi un po' per terra, no? A prescindere, perché vedevo intorno a me tutta una serie di, a parte persone molto più brave, molto più dotate, io ero semplicemente un ragazzo che voleva fare tanto, cioè io ero proprio disponibilissimo a fare qualsiasi cosa e ancora dovevo veramente iniziare a studiare, perché poi dopo è arrivato tutto il confronto con quello che riesci davvero a fare, quello che studiando puoi fare, ti accorgi che quando inizi a studiare è tutto più... Hai trovato delle difficoltà nella recitazione? Tu abituato alla recitazione teatrale, quando poi ti sei trovato davanti a dover recitare in maniera cinematografica? Beh sì, c'è stato il solito gioco del togliere. Io gesticolo molto, io sono sempre stato un po' così, però diciamo che ho sempre anche giocato sul recitare in maniera minima, no? Però poi devo dirti, alla scuola avevo ottimi insegnanti, comunque avevo iniziato a lavorare, quindi avevo dei colleghi a cui chiedevo. Quando parli di scuola, parli della scuola di arte drammatica sì, di Cagliari, sì. quella con la direzione di Latini. Adesso diretta da Simone Latini, esatto, con Gabriela, con Erika, insomma, con tutto il corpo docenti, sono fantastici. L'ho fatto anche quest'anno, l'anno scorso mi sono iscritto e ho fatto il corso di cinema con Sime. Abbiamo fatto anche un cortometraggio finale, un lavoro molto intenso, molto bello. E ovviamente anche tutti gli altri, Andrea Sant'Anastaso, Marta Proietti Orzella, Enrico Inserra, la Ghidini, insomma tutti fantastici. Devo dire, io da quando sono arrivato alla scuola, poi da lì è partito tutto, perché comunque ero sempre preso da questa cosa del teatro, la notte mi studiavo l'addizione, la notte mi studiavo i copioni, il mio sogno era salire sul palco. Hai fatto un'esperienza anche come re, ho visto, in Bella Mariposa. Quella è stata la prima esperienza, prima ancora del teatro, perché io sono andato a vedere queste riprese gigantesche a Sant'Elia, no? Tra i palazzi, c'è la luce, quindi vado lì, vedo le riprese e a un certo punto sento "Oh, mica serve uno, chi viene?" Allora io sono rimasto, io, vieni alla scalinata, stai lì. E da lì ho fatto tipo 8 giorni di riprese, incantato. C'era la Ramazzotti, mi ricordo l'incidente in auto, gente che... No, una figata. Da lì ho detto ok, va bene. Il cinema è il mio mestiere. No, il cinema è il mestiere no, però ho detto, sai che c'è, se dovessi avere l'opportunità di provare, visto che vedevo gli altri, dicevo, ma non è difficile dire quelle 4 battute, poi in realtà è difficile. ci si rende conto che sì. Ci deve essere un lavoro, esatto, uno studio, però sai, quando sei giovane hai questa, posso fare tutto,
E quindi Ti poi sei buttato. dopo certo. l'Isola di Pietro ho detto, mi piace, è andata bene, non mi basta quello che so che conosco, quindi devo studiare, va bene, mettiamoci a studiare. E hai sempre avuto l'appoggio dei tuoi genitori oppure un po' magari all'inizio erano titubanti verso questo mondo? Beh, diciamo che insomma ho avuto una carriera scolastica discutibile e quindi per questo ho iniziato a lavorare molto presto e quindi devo dire, allora, non erano contrari, ok? Però per certe persone la visione dell'artista o è di successo o è un O fallito. Questo non può essere, perché uno prova successo nel fare, non per forza successo nell'arrivare, altrimenti abbiamo già finito e non ci siamo goduti tutto quello che abbiamo fatto. E quindi per certi aspetti, insomma, non sono stati proprio felicissimi. Devo Quando essere hanno sincero. capito che invece era un vero e proprio lavoro? Quando hanno capito che invece era un vero e proprio lavoro, insomma, hanno detto va bene. Ok. Quando è successo? Quando ti hanno visto per la prima volta in un film? Quando hanno La prima visto volta te- che sono andato in onda con quella puntata su Canale 5, mio padre ha detto, ah vabbè dai, non è che stai facendo proprio lo zingaro, però voglio vedere. No, vabbè, sì, te l'ho detto, sono molti pregiudizi dietro questo lavoro. Sì. Molti. Ma il pregiudizio nasce anche dal fatto che i genitori vogliono che uno guadagni e Sì, concretamente certo. diciamo, Certo. con questo lavoro tu riesci a mantenerti? Allora, devo dirti la verità, io col teatro e con le cose che ho fatto, col cinema non ce l'avrei fatta. Non ce l'avrei fatta, va a intervalli. Su 10-12 provini ne avrò passati 7, 8, è una buona media, però sicuramente, dico, certo. non puoi passarli tutti, a prescindere. E quindi per 5 anni sono riuscito a vivere di teatro, che non è poco. No, assolutamente. In questi tempi, visto che comunque vivendo con attori di teatro che hanno molta più esperienza di me, io sono sempre stato lì a assorbire la loro poesia nel fare teatro, no? Appunto Simeone, adesso partiremo con Lia Careddu, con Giuseppe Boi, con Nunzio, insomma ne ho visto, lavorato anche con registi belli tosti, oltre che quelli i nostri sardi, anche con qualcuno di fuori internazionale che è venuto scambi. E quindi sono riuscito a vivere di quello, però non c'è neanche più lo stesso ritmo di prima. Io sentivo racconti di mesi, di tournée, insomma, è cambiato anche il teatro. Quindi questo teatro mi ha permesso per un po' di vivere e poi, insomma, è cambiata anche la mia situazione, nel senso che sono diventato padre, ci sono state altre priorità e altre cose. Sì, per quanto riguarda invece la tua tipologia di recitazione, che cosa preferisci interpretare? Ma diciamo che Ruoli cosa mi drammatici, piacerebbe? ruoli Cosa mi piacerebbe? Mi comici. piacerebbe fare un film sulla Sardegna, cioè recitare, fare un ruolo, non so, un film sugli Sciardana, su un film, no, fantasy, sarebbe bello che un po' tipo quello di Salmo, no? Ok, Tipo quello? sì, Salmo. Ah, Quello di Salmo, sì, no, mi piacerebbe tanto. Per il resto, ruoli, dipende dal ruolo, cioè nel senso non ho proprio un ruolo. Posso dirti che non posso fare tutto. Se ti dicessero scegli, io ti offro, allora c'è questo personaggio comico, questo personaggio drammatico, questo personaggio invece ruolo cattivo, ti dicono ok, sceglielo tu. Dove ti butteresti? Andrei a vedere che tipologia di personaggio è. Perché può essere comico, può essere drammatico, però mi deve piacere, se potessi scegliere, altrimenti li farei tutti e tre. Proverei a farli tutti e tre. Devo dire, il drammatico non mi dispiace, però dipende sempre da tanti fattori, capito? Ok. E poi non ho un metodo specifico. Cioè, io ho studiato teatro, poi ho iniziato a fare cinema, e facendo cinema per studiare ho iniziato a fare workshop. Ho fatto un sacco di workshop. Davvero tanti, e mi hanno dato un sacco di roba a tutti. Sì, ogni esperienza è diversa. Assolutamente, E ti tengono assolutamente. molto in allenamento, perché devi Assolutamente. prepararti in un certo tempo, devi molto spesso preparare anche dei ruoli difficili nel Sì. workshop. Poi nel momento in cui stavamo iniziando a viaggiare molto, nel 2020 c'è stato il Covid, ho iniziato a studiare online, perché volevo iniziare a studiare cinema ed era difficile, ho iniziato a studiare online con Marta Gervasutti, acting coach di Roma, e con lei sono tuttora. Mi sono trovato benissimo. Poi è una persona meravigliosa che non impone un metodo,
impone una ricerca sul trovare un metodo, perché poi alla fine è quello, Cioè tu puoi insegnare un metodo, no? Strasberg, Stanislavski, quelli che vuoi, che poi alla fine quello che tu mi mandi a me rimane solo quello che a me arriva e poi diventa il tuo metodo, no? Esatto, Ognuno esatto. ha il suo. Il segreto è saper assorbire un po' da tutto quello che ti dipende anche circonda. da che ruolo devi preparare. Ti può servire un esercizio di uno piuttosto che l'esercizio di un altro. Quindi andare a spulciare è fondamentale, non puoi seguire solo uno. Poi c'è chi ce la fa. Io sono più alla Russell Crowe a quel punto. Senti, è la passione per la regia, perché prima o poi arriva. Pensi che arriverà anche a te? Come ti ho detto, resto coi piedi per terra, nel senso ho già Sicuramente tante sì. Però, nella diciamo, testa ci sono già delle cose, però ancora so che arriverà anche quel momento magari, per adesso va bene così. Ho tante altre passioni, ok? I bambini, il dipingo, sicuramente, la mia agenzia che appunto continua a lavorare con me, per me, e niente, continuerò col cinema, non sul teatro. Adesso vedremo. sì, più puntato verso il cinema. Sono più puntato nel riprendere uno studio appassionato sul cinema. Mi sono un po' rimesso in carreggiata, come un paio d'anni fa. Sto facendo un lavoro che mi piace, continuo, che non c'entra niente col lavoro artistico, che mi permette di vivere sereno, ma anche questo sono stati anni di ricerca, nel mentre che facevo l'attore, nel mentre io ho sempre fatto lavori anche normali per sbancare il lunario, come un po' tutti, no? Ci vogliono le spalle coperte. Ci vogliono le spalle coperte, io ho una famiglia e mi piace, insomma sono anche un po', no? Combattuto perché... e quindi adesso ho un lavoro bellissimo, che è in una gelateria a Cagliari, fantastica, Che è una? Intenso. Una gelateria. Ah, non Peter Pan. No, bello. Dal curriculum. No, no. Intenso Ora questo in l'ha Piazza già fatto. Garibaldi. Adesso in Peter Pan. Piazza Garibaldi, sì. Caspita, Di è una delle una mie coppia di gelaterie amici. preferite. Hai visto? Sì, ma sono fantastici. Sono fantastici. Poi Carlo ha una cura, ma tutti, ma Carlo e Floriana sono veramente persone Sì, stupende. Quando Ci passo mettono di là molto. devo dire che l'occhio su quel gelato ce l'ho avuto sempre. Esatto. Onestamente. Mi raccomando, se ci state ascoltando, dategli il giorno libero quando hai casting, quando deve partire. Mi Guarda, raccomando. ma assolutamente, lui è quello che è successo anche da poco, no? La settimana scorsa. Siamo andati a Salerno a girare appunto questo piccolo ruolo, bellissimo, te lo ripeto, te l'ho detto. Sì, è molto importante quando hai le spalle coperte, stai facendo un lavoro come un altro, che può essere il cameriere, può essere insomma un lavoro che ti copre le spese durante l'anno, e avere poi la possibilità di avere il giorno avere anche un lavoro che libero ti piace. quando ne hai bisogno, Avere soprattutto un avere lavoro che ti piace, così ti passa il tempo. Sì. Perché... Adesso, tra l'altro, la settimana prossima, no, scusami, fine di questa settimana andremo in Spagna con Quanto Croamo. dura la tournée? La tournée? 4 giorni. Dove? A Saragozza. Ah, Andiamo io, Latini? Latini, Careddu, Pasquinucci e Martucci. Il Paese del Vento? Il Paese del Vento. Storia sì. di? Storia di Grazia Deledda. Storia di Grazia Sì, Deledda, sì, rivista dall'Elio. rivista da Lelio, raccontata come nel libro. Raccontata come nel libro, sì. Siamo stati anche in Portogallo un paio di mesi fa, ha vinto il miglior spettacolo, lì ha vinto miglior attrice, è stata una bella esperienza. Sì. Beh, via. Lì Si ha- difende sempre. Capito? Ma è meraviglioso guardarla, Sì, cioè, sì, nel sì. senso, È vero. io tuttora dietro le quinte rimango incantato con tutti, devo essere, continuo a essere così. Quindi per me è quello che mi piace di questo lavoro, che io continuo a guardare quelli intorno a me e dire wow, Che bravi. vorrei arrivarci. E non so se hai sentito, questi giorni ci sono varie polemiche sui tagli al cinema e sulla L'ho produzione. sentito anche Stamattina la notizia che Giulia ha chiesto il taglio e poi ha offerto un'altra cifra per risanare il problema. Quindi c'è tutto il mondo del cinema in subbuglio, Lo sento. tutto il mondo del cinema. Credi che in Sardegna, che stavamo iniziando, diciamo, un'attività produttiva importante, anche sì, ci sono delle realtà sarde che potevano svilupparsi bene. Come vedi il futuro? Allora, diciamo che questa crisi la sento e la vivo, prima di tutto, quindi Perché la pare sentiamo che- e la viviamo, sì. no? Come vedo il futuro? Intanto adesso ho visto che Milani, c'è stato il mostro, comunque abbiamo anche un po' buttato via e normalizzato l'accento
mi è sembrato che fosse Beh, così, finalmente, no? certo. Questa è una cosa meravigliosa, no? Perché- Iniziamo a farlo conoscere. Beh dai, sì, quello che ma sì, è caratteristico, non c'è niente di... finalmente dico, niente da togliere all'addizione, che per carità. Quindi già quello. Il fatto che stiano uscendo tutte queste produzioni, secondo me, porterà bene, spero. Però di come andare al cinema, non lo so. Se chi può fare qualcosa non fa niente... Sì, finiremo noi a dover pagare per fare un film. Beh, Anziché sì, essere pagati, ma infatti, dovremmo pagare voglio dire, noi. i bei progetti stanno nascendo e sono indipendenti, no? Sì, ce ne sono tanti e sempre migliori, nel senso che Esatto, proprio per il fatto che non esatto. ci sono contributi Esatto. stanno tirando fuori E questo ad alcuni fa anche, insomma, ci mette nella condizione di lavorare di gruppo, creare Esatto, di nuovo i gruppi che indispensabile. vincono. Come era anche un paio di anni fa, io mi ricordo stavano nascendo un sacco di cortometraggi ovunque, tutti che volevano, poi tagli e qui e lì. Sì, perché ogni giorno Beh, di lavoro soprattutto le sono grandi tanti soldi sì, che volano, infatti. è una Ma cosa soprattutto le impressionante. grandi produzioni che sono venute qui, è probabile che se c'è un taglio Sì, siano più in condizioni di fare assolutamente, questo, assolutamente. perché logicamente potevano utilizzare dei soldi che pare, non ci saranno più. Poi, chiaro, Ma per alcuni, per i giovanissimi, il problema è anche andare a Roma. Ma anche per me, nel senso, voglio dire, ti chiamano, vieni a Roma a fare un provino, siamo 200 euro di aereo. Sì, perché a volte poi è adesso trovi la retribuito, continuità, a volte quando sei no. fortunato trovi 30, 60 euro, 40. Quando sei sfortunato non trovi niente, io devo andare a Roma, è un viaggio, ma come può essere così? Sì. Io devo andare a Roma come quello di Napoli ci va, come ci va quello di Milano, io mi devo prendere 30 euro, 14 euro un regionale e andare ovunque. E invece no, devo spendere 60 euro con la nave e farmi 12 ore di stiva. Di massacro. E l'ho fatto. Adesso magari cabina, ma prima l'ho fatto anche, nel senso. certo, tutti siamo partiti. Ma poi spesso devi anche farti un giorno, una notte lì, devi dormire, Sì. devi prenderti una macchina a noleggio, perché molto spesso magari il casting non è in un punto dove arriva la metro, devi quindi prenderti la macchina a Ma noleggio. quasi e se ti va mai è bene sono così, altri nel senso, 30 a prescindere, euro, tu arrivi a 40 Roma, euro che sei a Civitavecchia, se sei a Fiumicino, se sei ovunque, non sei a Roma. Sei a un'ora da Esatto, dove esatto. devi arrivare. Capito? Quindi in base ai tempi devi prenderti necessariamente una macchina. Sì, e anche questo stacco a noi fa tanto. Sì, Cioè, ma il questa giovane cosa- deve per forza Ma andare anche lì per e fare le stare. masterclass, 3-4 giorni, devi stare lì, devi dormire, è impressionante la spesa che abbiamo. Beh, sicuramente abbiamo visto che nelle interviste che abbiamo fatto la maggioranza delle persone, la maggiore difficoltà era proprio che il cinema è a Roma. Sì, vabbè, sì, Sì. certo. Come in Cioè, America, sì. nel senso ci sono sempre, ogni stato ha il suo, no? Punto. Sì, è vero, il cinema è a Roma, non ci puoi fare Non niente. ci puoi fare niente. No. Devi prendere e andare. Certo, adesso esiste il self-tape, esistono tutta una serie Per di altre fortuna. cose. Che È per molto fortuna- meglio dal vivo, però certo, per fortuna c'è però- il self-tape. Per fortuna durante il Covid sono nati i workshop certo, online. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, no? Certo, Sicuramente no. però insomma, ma poi voglio dire, sì, è vero, bisogna andare a Roma, dipende da quello che uno vuole fare. Semplicemente Cinema. questo. Uno vuole fare cinema, va a Roma. Uno vuole fare, ma anche teatro, uno va a Roma. Beh, ma il teatro in Sardegna Dipende da- c'è. sì, In sì, sì, Sardegna il assolutamente, teatro c'è. assolutamente. Chiaramente speriamo che ci sia anche il cinema. Ho fatto nel anni futuro. di bellissimo. Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo. Oh. Dici qualcosa su progetti futuri, di quello che eventualmente si può parlare, di quello che si può anticipare. Niente. Dire niente. No, vabbè, a parte te l'ho detto, le tournée in questo momento continuerò a vivere la mia bella vita, cioè nel senso io sono felice. Davvero, che c'ho bella una bella notizia. famiglia, non mi manca niente. No? Vivo di progetti futuri, certo, aspetto i progetti futuri, qualcuno c'è, qualche cosa c'è, però più che altro aspetto, perché non ho fretta. Voglio dire, Beh, sei vabbè. giovane, Esatto. hai già tanta esperienza sulle Ah, spalle. qualcosa per Puoi solo fortuna negli crescere, anni l'ho fatto. certo. Esatto, infatti non vedo l'ora di quello, io ho fame, famissima. Bene, mai abbattersi davanti ai no. No. Che in questo No, lavoro perché ne ce sono. becchiamo tanti. Sono tantissimi. Adesso noi ti diciamo no, dobbiamo chiudere. Esatto, però dobbiamo chiudere, C'è esatto. la Abbiamo possibilità di chiacchierato troppo. vederci per un'altra Ci vediamo appuntamento presto, sì. quando avrai... Faccio il return. Sì. Vai, Va va bene. bene. Grazie mille. Stefano, noi ci vediamo e ci sentiamo come sempre tutti i martedì alle 20 su unicaradio.it e se volete rivedere la puntata o risentire la puntata anche su YouTube su Unica Radio.